Dagli eccezionali paraventi come questo che ritrae una tigre al passo agli eroi, le armature dei samurai. È terra affascinante come le geishe, fiera come i samurai, il paese del sollevante, raccontato attraverso queste opere databili tra il XVII e il XX secolo, provenienti da due collezioni private, nella mostra Giappone, terra di geishe e samurai, ospitata a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta fino al prossimo 29 giugno. Tra gli evocativi petali di ciliegie e l'austera leggerezza delle armature ci si avventurerà nel fascino di una cultura unica. Sono figure storiche che si perdono nella notte dei tempi, ma figure che riescono ancora a sopravvivere, rianimate dalla fotografia, dal cinema. Quando pensiamo al Giappone non possiamo che mettere un piede nella terra appunto dei samurai, quindi una terra sicuramente violenta, ma una terra anche di eleganza, di pace, come testimonia appunto la bellezza e la raffinatezza della geisha. La mostra, che apre a ridosso dell'Expo che quest'anno sarà ospitata dal Giappone, è stata realizzata in collaborazione con la Regione Veneto. Quest'anno, il 13 di aprile, si aprirà ad Osaka l'Expo internazionale, dove ci sarà un padiglione importante del Veneto assieme al padiglione nazionale italiano, e si parlerà proprio di arte.